Gentili signore e signori, un buon pomeriggio dal Rugby Stadium di Paderno. 26 maggio, terza edizione della Babu Cup, per ricordare Mauro Novello, un giocatore che ha militato nelle file dell'Udine e del Pordenone, scomparso in un incidente stradale nel gennaio di 2 anni fa. Un incontro di beneficenza organizzato dalle due formazioni per aiutare una ragazza meno fortunata di noi, Daniela Campigotto, una ragazza che necessita di cure particolari, e questo incontro, come gli altri due precedenti sostenuti dal Forum Iuli, sono stati voluti proprio per aiutare questa ragazza in questo difficile recupero. Tra pochi istanti scenderanno in campo, le vediamo schierate al centro del campo, le formazioni del Forum Iuli e del 15 del Polesine. È la terza volta che queste due formazioni disputano la Babu Cup. Nelle due precedenti edizioni la vittoria è andata sempre al 15 del Polesine, formazione che dopo 8 anni è ancora imbattuta, non ha mai perso un incontro. E vediamo il senatore Dino De Anna, un friulano che è stato eletto senatore nelle liste di Rovigo, che si appresta a dare il calcio d'inizio simbolico. Leggiamo le due formazioni. Il Forum Iuli scenderà in campo con il numero 15 Silvestrin, il numero 14 Benda, il numero 13 Benetti, il numero 12 Grizzo, il numero 11 Fregonas, il numero 10 Despirt, il numero 9 Faltibà, il numero 8 Vigna, il numero 7 Massarutto, il numero 6 De Bellis, il numero 5 Novello, il numero 4 Pellarini, il numero 3 Piazza, il numero 2 Turco e il numero 1 Sellitto. A disposizione dell'allenatore Giovanni Cantiello, il numero 16 Favotto, il numero 17 De Bellis, il numero 18 Fassetta, intanto è cominciata la gara, il numero 19 Zanella e il numero 20 Meneghel. Fasi iniziali della gara, c'è il mediano di Mischia, Franceschetti, che calcia un pallone in avanti, viene raccolto da Silvestrin che calcia a sua volta in avanti, il pallone viene controllato ma c'è giustamente l'arbitro concede il vantaggio, c'è stato un fallo in avanti del numero 14 Boldrin. Il 15 del Polesine scende in campo col numero 15 Corso, il numero 14 Boldrin, il numero 13 Bordon, il numero 12 Brunello, il numero 11 Tovo, il numero 10 Stocco, il numero 9 Franceschetti, il numero 8 Barion Doriano, il numero 7 Ronconi, il numero 6 Barion Marco, il numero 5 David Mosè. Seguiamo questa azione, Silvestrin che si inserisce, Benda rientra, cerca ancora di andare avanti, serve ancora a Silvestrin e Silvestrin che segna sfruttando il passaggio all'interno di Benda, ma l'arbitro ha ravvisato un passaggio in avanti e quindi si riprenderà con una mischia in favore del 15 del Polesine. Introduzione vinta dai polesani, pallone scaricato indietro all'estremo, Corso che cerca la touche, non la trova, ottima la presa di Silvestrini che tenta un drop ma il pallone viene contratto, c'è un passaggio in avanti, ottima la pressione del numero 14 Boldrin che però non è riuscito a trattenere il pallone contratto in mano e quindi si riprenderà con una mischia in favore del 15 del Polesine. 15 del Polesine, dicevo, che scende in campo col numero 15 Corso, il numero 14 Boldrini, il numero 13 Bordone, il numero 12 Brunello, il numero 11 Tovo, il numero 10 Stocco, il numero 9 Franceschetti, il numero 8 Barion, il numero 7 Ronconi, il numero 6 Barion Marco, il numero 5 David, il numero 4 Brandolese, il numero 3 Golfetti, il numero 2 Moscardi, il numero 1 Medea. A disposizione dell'allenatore signor Doro Quaglio, il numero 16 Dalisca, il numero 24 Calzavarini, il numero 18 Chiarion, il numero 19 Wurzer, il numero 20 Del Martello, il numero 21 Spaccamonte, il numero 22 Moscardi e il numero 23 Ferro. 15 del Polesine in maglia bianca, 15 del Polesine in maglia rigata, Forum Iuli con la maglia bianca. 4 i colori della maglia del 15 del Polesine, precisamente il rosso, il verde, il giallo e l'azzurro, che sono i colori delle 4 squadre polesane, rispettivamente Rovigo, Villadose, Frassinelle e Badia.
calzettoni tutti verdi per i polesani, in quanto caratteristica di questa squadra, che ricordiamolo è sorta una selezione delle 4 squadre polesane del Polesine, caratteristica è quella di indossare i calzettoni della squadra meno rappresentata in selezione. Oggi è il turno del Villadose, che ha solo 3 giocatori, e ancora De Spirt a calciare un up and under altissima, buona la pressione, sfugge il pallone, c'è un passaggio in avanti, l'arbitro concede giustamente il vantaggio, Vigna recupera il pallone deve uscire rapidamente ancora a Faltibà, Sellitto, c'è ancora il vantaggio, cerca De Bellis di andare in avanti, c'è una rack, l'arbitro concede ancora il vantaggio, Faltibà, Benetti lascia scorrere il pallone, Fregonas adesso che cerca di andare via, non ci riesce, e l'arbitro giustamente torna sui suoi passi, non c'è stato vantaggio, quindi si riprenderà con un calcio di punizione in favore del Forum Iuli per il precedente fuorigioco degli avanti del Rovigo. Dicevo, 15 del Polesine ancora imbattuto dopo 8 anni, ha disputato diversi incontri, ma seguiamo questa azione. Ecco Faltibà che finta, cerca di buttare dentro Sellitto, ancora Faltibà che cerca lo sfondamento, viene però fermato, pallone conquistato da De Spirt, grande aggressività del 15 del Polesine, il pallone adesso sembra essere riconquistato dal 15 del Polesine, ancora in rack, e adesso il mediano di Mischia, Franceschetti, che calcia il pallone in touche. Sì, un Forum Iuli, salve Giancarlo Stocco che ha preso il microfono, un Forum Iuli che è partito all'attacco con grande determinazione, si sta pressando nell'area del 22 il 15 del Polesine, una partita molto sentita che per ora il Polesine sta solo che controllando in difesa. Ed ecco De Spirt, stupendo, questo Inter ha recuperato un pallone molto bene, De Spirt segna la prima meta della partita quando siamo giunti al 5° minuto del primo tempo, un'azione insistita del Rovigo, un pallone che è sfuggito in avanti, e su questo pallone vagante si è avventato De Spirt, che ha trovato il corridoio giusto ed è andato a depositare il pallone abbastanza facilmente in area di meta, punteggio di 5-0 per il Forum Iuli. Vediamo Ivan De Spirt sul pallone nel tentativo di trasformare la sua meta. Ivan De Spirt, che insieme ad altri giocatori del Forum Iuli milita nell'Laffert Saint-Donat, è un giocatore friulano di Pordenone, fino allo scorso anno era in forza alla Krupp Pordenone, da quest'anno insieme al compagno Silvestrin, che gioca nella posizione di estremo, ha tentato l'avventura in Serie A, centrando una semifinale. Prende la rincorsa, parte De Spirt e trasforma la sua meta, al punteggio quindi di 7-0 per il Forum Iuli. Diversi giocatori che militano nel Saint-Donat, comunque tutti diciamo friulani, oltre ai citati De Spirt e Silvestrini. Abbiamo il numero 4 Novello e il numero 8 Vigna, che hanno vestito la casacca dell'Udine. Bellissima presa a 2 mani di Novello, adesso si organizzano, cercano la spinta, il pallone però esce dalla parte del Rovigo, che butta dentro il numero 8 Doriano Barion, che viene fermato. Splendida la percussione, l'arbitro concede il vantaggio, è ancora il numero 2 turco ad avere il pallone. Calcetto a scavalco di De Spirt, che recupera il pallone, adesso è Massarutto che cerca Novello resiste in piedi, poi mette a disposizione il pallone per i suoi compagni, ancora Faltibà che cerca, e a questo punto l'arbitro ha ravvisato un fallo, un giocatore del Forum Iuli che si è buttato a terra oltre il raggruppamento, cosa che non è consentita dal regolamento, e si riprende con un calcio di punizione in favore del 15 del Polesine. È Stocco sul pallone che calcia
nei 22, il pallone adesso è in mano a Silvestrin, pallone toccato da un giocatore del 15 del Polesine, si riprenderà all'altezza quasi della metà campo con una rimessa in gioco in favore del 15 del Polesine. Siamo in compagnia di Stefano Gura, allenatore dell'ID Export Rugby Udine. Un commento così su questi primi 10 minuti di gioco. Sì, la partita è spettacolare perché le due squadre vogliono giocare. C'è un problema per il 15 del Polesine che è molto scollegato in mischia, non riescono a giocare molto bene, soprattutto nei raggruppamenti. Se trovano il bandolo della matassa, il collegamento tra mischia e tre quarti, credo che muovendo il pallone metterà in grossa difficoltà il Forum Iuli. Le qualità ci sono. Il Forum Iuli sta difendendo molto bene intorno ai raggruppamenti, spezza il gioco, tanto che la meta di The Spirit è proprio scaturita da una serie di placaggi e recupero del pallone intorno ai raggruppamenti. Benissimo, intanto Stocco ha portato avanti a ridosso dell'area di meta del Forum Iuli la propria squadra, una touche conquistata, adesso difesa dai giocatori del 15 del Polesine. Vediamo se il pallone uscirà, è un'azione pericolosa. Vediamo il 15 del Polesine che spinge il pallone, azione pericolosa, si difendono bene i giocatori del Forum Iuli e c'è una meta in spinta. Vediamo qual è il giocatore che ha segnato la meta, si tratta del numero 1 Medea Fabiano che gioca nel Record Cucine Rovigo. Una meta che giunge al 9° minuto del primo tempo. 7 Forum Iuli, 5 15 del Polesine. Vediamo Stocco che cercherà di trasformare questa meta. Ecco Stocco che prende la rincorsa. Stocco che è stato nazionale under 19, ha giocato con la nazionale under 17 proprio qui a Udine, un giocatore che per diversi anni ha vestito la casacca del Rovigo, quindi è passato delle giovanili del Rovigo, quindi è passato al Badia, adesso è tornato al Rovigo. Fallisce d'un soffio la trasformazione, punteggio quindi di 7-5 ancora per il Forum Iuli. Vediamo adesso The Spirit alla ripresa del gioco. 8 anni di attività per questa selezione del Rovigo, 15 del Polesine, una squadra ancora imbattuta che ha giocato con diverse squadre di Serie A, con il Rovigo, con il Bologna, quindi anche con il Somerset, una squadra inglese, campione in carica del torneo delle Contee. Vediamo intanto il Rovigo che comincia a macinare gioco. Bellissimo questo calcio in avanti di The Spirit che è stato catturato dall'estremo Corso che riporta i suoi ancora in avanti. Fregonas ha qualche problema col rimbalzo, si coordina e trova una touche all'altezza della linea dei 10 metri nella metà campo del Forum Iuli. Dicevo, una selezione del 15 del Polesine che ha incontrato diverse squadre ancora imbattuta, tra queste ha incontrato e battuto anche la squadra campione in carica del torneo delle Contee in Inghilterra, il Somerset, che tra le sue file aveva anche Hill, il capitano mediano di mischia della nazionale inglese, vice campione del mondo. C'è una touche adesso conquistata da David, pallone salto di un uomo, ecco il pallone a Bordon, viene lanciato, il numero viene fermato, viene portato fuori addirittura il giocatore del 15 del Polesine, Boldrin Mirko,
c'è stato un salto di un uomo da parte di Stocco che ha lanciato il tre quarti centro Bordon ha fissato due uomini e ha liberato l'ala al largo. Bellissima questa touche intanto a due mani presa da Novello, pallone adesso a Faltibà che apre in verticale a Despirt che trova una touche riportando l'azione all'altezza della linea dei 22 metri del Forum Iuli. Il pallone adesso nelle mani di Alessandro Moscardi che ha giocato anche ieri nel secondo tempo della partita tra Italia e Polonia, match valido per la Coppa Europa, sempre qui a Udine. Bellissimo pallone a due mani, adesso giocato all'interno con la mischia, il Forum respinge indietro, ma ecco ancora il pilone Medea che si porta in avanti, adesso viene portato fuori il raggruppamento, si stanno riorganizzando i giocatori polesani in mischie, stanno cominciando a imporre il loro gioco al pacchetto di avanti del Forum Iuli. Una rimessa laterale a soli 10 metri dalla propria linea di meta per il Forum Iuli, c'è uno schiaffetto di Novello che sta facendo sentire il peso della sua esperienza, pallone vagante, Faltibà che si tuffa sul pallone, adesso l'arbitro fischia, c'è stato un in avanti da parte del 15 del Polesine e si riprenderà con una mischia, introduzione Forum Iuli. Ecco le due mischie che vanno giù, Faltibà che introduce il pallone tra i piedi di Vigna e Despirt che calcia in avanti, ben piazzato l'estremo Corso che riporta avanti l'azione, calcia in avanti, il pallone esce direttamente e si riprenderà quindi con una rimessa laterale all'altezza della linea dei 10 metri nella metà campo del Forum Iuli da parte del Forum Iuli. È Turco sul pallone, si formano i due raggruppamenti, il pallone viene lanciato, viene catturato però dal numero 6 Barion Marco, il pallone adesso è saldamente in mano al 15 del Polesine, Stocco finta un incrocio, quindi viene però placcato dal centro, ancora Bordon e ancora il 15 del Polesine, l'inserimento è stato dall'estremo Corso, il pallone c'è un tuffo incredibile da parte di un giocatore, l'arbitro concede giustamente il vantaggio e c'è la meta. No, l'arbitro non ha, su segnalazione anche del guardialine, non concede questa meta, ritorna sui suoi passi, aveva segnalato prima il vantaggio, buona questa decisione di Dordolo ha concesso giustamente la regola del vantaggio, poi visto che il vantaggio non si era concretizzato, è ritornato sui suoi passi, ha ordinato questo calcio di punizione all'altezza appena dentro la linea dei 22 metri del Forum Iuli. C'è una giocata, vediamo cosa succede, scivola il pallone, l'arbitro vede lì in avanti e concede una mischia in favore del Forum Iuli. Arbitra il signor Dordolo Mauro della sezione arbitri di Udine, coadiuvato dai signori Gregoricchio Edi e Cascello Gioacchino. Gregoricchio sotto le tribune, Cascello dalla parte delle panchine. Introduzione vinta dal Forum Iuli, l'arbitro fischia in quanto la mischia, le prime linee sono crollate, quindi la mischia è terminata. Si riprende con una introduzione ancora da parte del Forum Iuli, il pallone è dietro, viene passato da Despirt calcia molto bene, molto bello questo calcio di spostamento di Despirt che conquista una rimessa laterale all'altezza della metà campo e dà quindi fiato alla propria squadra che in questi ultimi 5-6 minuti ha giocato sempre nella propria area dei 22, punteggio sempre di 7-5 quando siamo giunti al 20° del primo tempo.
pallone viene adesso giocato verso i tre quarti, salto di un uomo e Benetti che lancia Fregonas cerca di liberarsi dell'avversario giocando al piede, conquista una touche portando avanti il pallone di circa una decina di metri, e siamo adesso a giocare nella tre quarti di campo del Forum Iuli a una trentina di metri circa dall'area di meta del 15 del Polesine. Ecco il pallone giocato da Stocco al largo, il pallone ancora a Bordon ancora molto bello, corso, calcio a seguire, ma viene conquistato molto bene da Silvestrin che si ripropone ancora, pallone che sfugge, ecco De Bellis sempre presente in tutte le azioni. Avete visto, ha recuperato un pallone che era sfuggito di mano al centro Grizzo, dopo che De Spirt aveva giustamente iniziato un'azione di contrattacco in seguito al calcio dell'ala del 15 del Polesine Boldrin. C'è una mischia in favore del 15 del Polesine per l'inavanti del centro Grizzo, l'arbitro che richiama le due mischie e chiede loro di non spingere prima dell'introduzione. Il pallone è vinto dal 15 del Polesine, bella combinazione, De Bellis che ancora conquista il pallone, l'arbitro fischia, c'è stato un altro passaggio in avanti nel tentativo di schema tra i due fratelli Boldrin Doriano col numero 8, scusate, Barion Doriano col numero 8, Barion Marco col numero 6, pallone adesso conteso, c'è stato comunque un fuorigioco di una terza linea che ha placato Faltibà, il mediano di mischia del Forum, quando il pallone era ancora dentro nella mischia, ed è Spirt che tenta di riportare avanti il gioco, ma il pallone termina direttamente in touche. Buono questo calcio di punizione di De Spirt che porta proprio nel cuore della difesa del 15 del Polesine l'azione. Si riprenderà con una rimessa laterale in favore del Forum Iuli, in quanto i calci di punizione, se terminano fuori. Bella questa combinazione, un pallone a due mani di Novello, abbiamo visto spingere tutta la mischia, c'è un fuorigioco, sì, c'è stato il tallonatore, il numero 2 Moscardi, che era già oltre l'ultimo piede, quindi in posizione di fuorigioco. Chiama lo schema, c'è Selitto che cerca di buttarsi dentro, tutta la mischia che va avanti, pallone adesso ancora Faltibà che cerca di lanciare Novello, ci pare Novello non riesce ad abbassarsi, ancora Faltibà che si inginocchia per raccogliere il pallone, e Alessandro Pellarini che in sfondamento segna una meta quando siamo giunti al 21esimo del primo tempo, punteggio di 12-5. Molto bella questa azione insistita degli avanti che prima con Novello hanno cercato di passare, di andare a segnare in meta, quindi c'è stato un fallo di fuorigioco. Sul successivo calcio di punizione ancora un tentativo in penetrazione di Sellitto, fermato a pochi metri dall'area di meta, un raggruppamento rapido da parte del Forum Iuli e il pallone poi lanciato a Pellarini che sullo slancio è riuscito a bucare le ultime resistenze del 15 del Polesine. Il punteggio adesso quindi di 12-5 con De Spirt che cercherà di trasformare la meta e di portare quindi a 14 punti della sua squadra. Una curiosità, Pellarini Alessandro è un giocatore che è cresciuto nelle giovanili dell'Udine prima di emigrare in quel di Bergamo, da quest'anno gioca nel Record Cucine Rovigo, tanto De Spirt trasforma e porta quindi il punteggio sul 14-5, gioca nelle file del Record Cucine Rovigo proprio, e quindi si trova oggi di fronte molti compagni di squadra, molti compagni che hanno condiviso con lui l'ultimo campionato. E Stocco alla ripresa del gioco, calcia basso, Turco nel tentativo di smorzare il pallone commette un passaggio in avanti e l'arbitro riprenderà con una mischia.
Nel frattempo qui in postazione con noi c'è il presidente onorario del 15 del Polesine, Giancarlo Malosti, che è il più vecchio giocatore di Rovigo, ancora vivente. Seguiamo questa azione e il centro Bordon, anzi il centro Brunello, che va a schiacciare il pallone al centro dei pali intercettando un pallone vagante. È Massimo Brunello, numero 12 del Rovigo, ex nazionale, ricordiamo la splendida meta nella finale di Roma che diede la vittoria proprio a Rovigo in extremis sulla Benetton. Dicevamo, siamo in compagnia del presidente onorario del 15 del Polesine, Giancarlo Malosti, il più vecchio giocatore vivente di Rovigo, che ha conquistato 5 scudetti con Rovigo e che poi è emigrato in Francia, ha giocato per diversi anni nelle file del Toulouse, nella Serie A francese. Chiediamo a lui così alcune impressioni su questa partita. Quello che devo dire è che conosco poco i giocatori per apprezzarli individualmente, ma credo che cercano di fare un rugby, diciamo, simpatico, agréable, come on dit en français, un rugby che piace, che deve continuare in questo senso per piacere al pubblico e per farsi anche piacere a noi tutti. La partita è cominciata bene, il risultato è quasi alla pari e speriamo ci sia ancora molte mete e molti bei gesti tecnici. Benissimo, ringraziamo il presidente onorario del 15 del Polesine. Il punteggio adesso è di 14-12, sono 2 mete pari, solo che il vantaggio per il Formule è dato dalla trasformazione in più di De Spirt, 2 mete trasformate contro 2 mete, una sola trasformata. Gioca la veloce, però non può farlo in quanto il pallone è stato giocato da un giocatore della panchina, quindi l'arbitro rettifica la posizione della rimessa laterale. C'è Turco sul pallone, rimessa lunga, Vigna schiaffetta il pallone ma è più rapido il terza centro Barion a impossessarsi dell'ovale. Viene fermata l'azione del trequarti centro Brunello all'altezza della metà campo. Ancora Barion Marco che cerca lo sfondamento, c'è questa racca, ancora Franceschetti sul pallone a Stocco che calcia in avanti e trova una bellissima touche nell'area dei 22 metri del Forum Iuli. Molto intelligente questa giocata di Stocco, che ha visto un buco nella retroguardia del Forum Iuli e ha colpito, portando avanti adesso i suoi nell'area dei 22 del Forum Iuli. Turco sul pallone che sfugge a Pellarini, non è riuscito a controllarlo e c'è giustamente il fischio dell'arbitro Dordolo che a pochi passi vede un ostruzionismo di Turco che impediva la fuoriuscita del pallone. Calcio di punizione del 15 del Polesine. Vediamo Franceschetti sul pallone, gli avanti che si dispongono a formare quasi un muro. Vediamo l'esito della giocata. Viene lanciato il tre quarti, cerca Stocco il pallone viene conquistato ancora da Brunello. L'arbitro fischia, c'è stato un raggruppamento, il pallone non è uscito rapidamente, non si trattava di una racca, altrimenti l'arbitro avrebbe concesso una mischia in favore dei polesani e si riprende con una mischia in favore del Forum Iuli vinta da Faltibà sulla 0 a De Spirt che calcia però quasi in bocca al numero 11 Tovo che calcia a seguire, cerca di riprendersi il pallone viene conquistato da Alessandro Pellarini, è un'azione un po' confusa. E si riprenderà con una mischia in favore del 15 del Polesine in quanto il primo avanti è stato
quello del Forum Iuli. Introduzione vinta dal 15 del Polesine, il pallone tra i piedi di Doriano Barion, pallone adesso a Stocco che incespica, non ha lasciato subito il pallone e l'arbitro adesso fischia, punendo l'in avanti di Stocco, che ha rischiato anche un calcio di punizione in quanto non si era liberato immediatamente del pallone una volta placcato. Introduzione vinta dal Forum Iuli, che apre dalla parte chiusa con Silvestrin. Silvestrin cerca uno slalom, viene fermato, subito si organizzano gli avanti, pallone adesso ancora De Spirt che calcia molto bene davanti, molto bello questo calcio, è splendida questa touche con De Spirt che ha calciato molto bene dietro l'ala dalla parte aperta e ha trovato questa touche all'altezza dell'area di meta, all'altezza dell'area di 22 del 15 del Polesine. Il pallone non ha fatto i 5 metri, questo è il motivo del fischio, come dai gesti ha fatto intendere l'arbitro, il signor Mauro Dordolo, e quindi si riprende con una mischia in favore del Forum Iuli. E Faltivà sul pallone, si forma il raggruppamento, viene vinto il pallone da Vigna parte dalla parte chiusa, ancora Faltivà che cerca, trova il sostegno di Massarutto, duro il placcaggio, un placcaggio al collo, ma l'arbitro ha ravvisato un fuorigioco. C'è stato un fuorigioco del numero 8 Vigna, almeno così ha fatto intendere l'arbitro. Si riprende quindi con un calcio di punizione. Stocco non trova la touche, pallone conquistato da De Spirt che apre il gioco dalla parte aperta su Silvestrin, Silvestrin che calcia in avanti, però proprio in bocca all'estremo Corso calcia di rimbalzo, De Spirt sul pallone, ancora un calcio in avanti, un ping pong nel tentativo di conquistare terreno. Corso si coordina e cerca una touche e la trova appena oltre la metà campo del 15 del Polesine. Mentre siamo giunti alla mezz'ora del primo tempo, chiediamo un altro commento tecnico a Stefano Gugule, che siede accanto a noi qui in postazione, su questa prima mezz'ora di gioco. Bene, molto positivo, credo che il 15 del Polesine abbia intuito che spostando il pallone ci sono problemi per il Forum Iuli, difatti è così, lo sposta bene, giocano abbastanza aperti, c'è spettacolo, insomma, credo le due squadre siano venute qui con questa intenzione, bellissima ad esempio anche questa azione. Manca un po' la continuità del sostegno da parte del Forum Iuli, forse sono abituati a dei ritmi di gioco un po' più bassi. Con maggior sostegno probabilmente il Forum Iuli riuscirebbe a chiudere qualche azione in più. Credo comunque che la partita è ancora aperta, sia ancora aperta, c'è molto equilibrio e spettacolo soprattutto. Hai due atleti in campo impegnati che sono il numero 6 Hermes De Bellis, che è capitano della tua squadra, ricordiamo l'Idi Export Rugby Udine, e l'ala sinistra con il numero 11 Antonio Fregonas. Come si stanno comportando i tuoi ragazzi? Hermes è un grande lottatore, lo sappiamo tutti, è un uomo di fatica, se così vogliamo, un minatore del rugby, e sta andando bene, sta facendo bene, è sempre un po' in ombra forse perché appunto è uno che preferisce lavorare in miniera, ma funziona, insomma è molto utile sempre alla squadra. Tony Fregonas ha avuto solamente 2 o 3 palloni da giocare, ha sempre il solito difetto di stare un po' troppo alto rispetto al compagno che gli passa la palla, se fosse più profondo con la sua velocità utilizzerebbe meglio gli spazi. E vediamo intanto, splendida questa azione, bellissima azione di Benetti. Benetti ha preso il pallone, ha messo in moto le sue gambe, ha resistito a un placcaggio, a un secondo placcaggio,
è sfuggito quindi alla morsa difensiva del 15 del Polesine ed è andato a schiacciare in meta, un'azione di forza molto bella. Benetti, ricordiamolo, gioca nelle file del Krupp Pordenone, fino allo scorso anno giocava nel Casale, un atleta di indubbio valore. È molto bella questa meta che ridà fiato al Forum Iuli, punteggio adesso di 19-12, sono 7 i punti, con De Spirt che tenterà di trasformare anche questa meta. Finora 2 tentativi riusciti su 2 per De Spirt. Vediamo la rincorsa. Molto concentrato De Spirt. E sono 3 con questa, 3 tentativi su 3, punteggio di 21-12, quando siamo giunti al 34esimo minuto, quindi quando mancano solo 6 minuti al termine del primo tempo. Ricordiamo terza edizione di questa Babu Cup, per ricordare un giocatore dell'Udine e del Pordenone scomparso un paio di anni fa. Ecco Novello, proprio il fratello del giocatore scomparso che gioca nel San Donà. Il pallone in avanti, viene catturato da De Spirt che apre subito verso Grizzo che viene placcato duramente e l'arbitro adesso fischia e va a richiamare un giocatore del Pordenone. C'è stato un placcaggio molto violento al centro Grizzo che fortunatamente si è rialzato. L'arbitro comunque ha punito il tentativo, ancora Vigna che cerca di portare avanti il pallone adesso a De Spirt che lancia Fregonas cerca il calcetto a seguire. C'è stato intanto un giocatore a terra che si rialza, è Turco. Dicevamo di questa terza edizione della Babu Cup. Nei precedenti 2 confronti ci sono state 2 vittorie del 15 del Polesine, che come ricordavamo prima è ancora in battuta. Nel caso di vittoria del Forum Iuli sarebbe la prima sconfitta, ecco, per i polesani. Si può capire quindi anche la grinta, l'aggressività che i 15 del Polesine mette in campo per mantenere proprio questa imbattibilità. C'è un salto di un centro, ecco Benetti che finta ancora, lancia Benda, ancora Benetti, c'è un peccato per un pelo, rischia tantissimo Benetti e Novello ancora che conquista il pallone, va a terra, lo mette a disposizione, Faltibà che cerca ma c'è un fallo non ravvisato dal signor Dordolo e l'arbitro adesso fischia per un fallo da parte di un giocatore del 15 del Polesine. L'arbitro punisce con ancora 10 metri per proteste, è stata una protesta di un giocatore del 15 del Polesine. Adesso c'è un calcio di punizione affidato al numero 10 De Spirt. Ha sorvolato sul primo fallo il signor Dordolo, probabilmente considerando uscita la palla dall'aggruppamento, quindi non ha ravvisato gli estremi del fuorigioco, ma sul secondo tentativo da parte di un giocatore del 15 del Polesine di aggiungersi all'aggruppamento in modo irregolare, l'arbitro ha fischiato. Dottore, stia lì, dottore. Vediamo De Spirt, 3 su 3, ricordiamo i suoi tentativi di trasformazione, e fallisce purtroppo questa favorevole occasione. Rimangono 21 i punti, era posizione centrale. Quando mancano poco più di 2 minuti alla fine dell'incontro, vediamo questo calcio di Stocco catturato da De Spirt ancora che rientra, cerca il sostegno degli avanti, c'è
c'è un fallo netto del numero 13 Bordon, quindi ancora un fuorigioco. Il giocatore del Rovigo non è rientrato dietro l'ultimo piede dei giocatori partecipanti al raggruppamento, ma ha cercato di recuperare il pallone in netta posizione di fuorigioco. L'arbitro se ne è accorto, un arbitro che finora sta veramente arbitrando in modo eccellente, sempre sul pallone, sempre in posizione, e sta con questo atteggiamento evitando che la partita prenda la piega sbagliata. De Spirt ancora sul pallone, fallisce anche questo tentativo da circa una quarantina di metri, abbassa la sua percentuale di realizzazione, 3 su 5. Vediamo Stocco sul pallone quando entriamo nell'ultimo minuto del tempo regolamentare di questo primo tempo. Pallone conquistato, molto bello questo salto di Novello che ha conquistato il pallone. Faltibà viene tirato e De Spirt che calcia in avanti, partito in posizione regolare Benda, il pallone che cerca di essere conquistato. L'arbitro adesso Va bene, vai! 10 metri per proteste. Schema 4-4-2. C'è Stocco sul pallone, porta avanti i suoi, rimessa laterale in favore del 15 del Polesine. Vediamo Moscardi già pronto per la rimessa in gioco. Si formano i due raggruppamenti, ricordiamo che tra le due linee della rimessa laterale deve esserci uno spazio di 1 metro e deve essere mantenuto fino al momento in cui il pallone non lascia le mani del tallonatore. Pallone nelle mani di Faltibà, pallone adesso al numero 8 Barion Doriano, ancora Franceschetti, ancora Stocco che lancia Brunello che cerca di lanciare l'ala Tovo. L'arbitro ritorna sui suoi passi, aveva concesso il vantaggio per un fuorigioco nel raggruppamento precedente, vantaggio non c'è stato e si riprende con un calcio di punizione. Vedremo se i giocatori del 15 del Polesine giocheranno. No, decidono di piazzare il pallone per cercare di ridurre le distanze. 21-12, ricordiamo quando siamo entrati nel 41esimo minuto, quindi già un minuto di recupero. Ecco Stocco che posiziona il pallone sulla piazzola, prende una rincorsa, 3 passi, 2 laterali per inquadrare meglio l'H, i pali della porta del Forum Iuli. Parte la rincorsa, precisissimo calcio di punizione con Stocco che porta il risultato sul 21-15. L'arbitro fischia la fine della gara, un primo tempo quindi che vede il Forum Iuli in vantaggio per 21-15 in virtù di 3 mete trasformate. Il 15 del Polesine ne ha segnate 2 trasformandone in un calcio di punizione. Ci rivediamo per il secondo tempo, spazio alla regia. E ci ricolleghiamo dallo stadio del Rugby Stadium. C'è un minuto di raccoglimento per ricordare Mauro Novello, giocatore indimenticato del Rugby Udine. Alla sua memoria è intitolato questa, è del Pordenone, alla sua memoria è dedicata questa Babu Cup.
Siamo nel secondo tempo, il primo tempo si è chiuso per 21-15 in favore del Forum Iuli. Alla ripresa delle ostilità, il 15 del Polesine, siamo alla terza edizione di questo torneo, pallone conquistato da De Spirt che calcia in avanti, trova una bellissima touche, rimessa veloce del 15 del Polesine che cerca l'attacco, e Bordon adesso che cerca di passare, viene placcato comunque da Grizzo, sfugge il pallone, viene conquistato da purtroppo molto bravo a riconquistare il pallone Benetti. Ottima la pressione del Forum Iuli, però c'è stato un in avanti commesso dal numero 7 Massarutto Antonio. Si riprende con una mischia in favore del 15 del Polesine, cerca di calciare Franceschini ma viene contratto il suo calcio da Vigna, pallone a terra, viene ancora rilanciata l'azione. Splendide queste combinazioni alla mano dei tre quarti del il rimbalzo tradisce Silvestrin, e ancora l'11 Tovo che cerca di pressare e giustamente l'arbitro ritorna all'altezza della linea dei 22, in quanto l'estremo Silvestrin ha portato dentro i propri 22 il pallone. In questo caso, quando un giocatore riporta il pallone nella propria linea dei 22 e trova una touche senza che il pallone tocchi in campo, si riprende con una rimessa laterale all'altezza dei 22 metri. C'è Moscardi sul pallone che lancia il pallone all'altezza del penultimo uomo, il pallone viene schiaffettato e conquistato. Molto bravo Novello a conquistare il pallone. A noi sembrava un'azione regolare, comunque l'arbitro, che senz'altro è più vicino di noi, ha visto meglio e c'è un calcio adesso di punizione all'altezza appena fuori dai 22 del Forum Iuli. È incaricato Stocco della trasformazione. Siamo in compagnia di Giancarlo Castagnoli, presidente del comitato per i festeggiamenti di questi 50 anni di fondazione dell'Associazione Rugby Udine. Ieri l'Italia, oggi il Forum Iuli, e sabato prossimo ricordiamo il quadrangolare con ID Export, Rugby Udine, Benetton, San Donà e Rovigo. E domenica forse il più simpatico degli appuntamenti con gli Old e probabilmente con il presidente Giancarlo Castagnoli in campo. Sentiamo da lui un commento su tutte queste iniziative, come è andata. Beh, fino ad oggi io dico che il risultato è molto buono, è quello che ci aspettavamo, anche se a Udine il rugby ha sempre avuto difficoltà ad affermarsi, però la gente risponde con calore e speriamo che questi festeggiamenti per i 50 anni servano per rilanciare anche l'immagine del rugby a Udine. Per i telespettatori di Telefriuli, allora ti vedremo in campo il 2 giugno. Le pressioni sono molte, anche mie dall'interno, spero di riuscire a venire a giocare. Veramente mi piacerebbe ricalcare questo campo che per me è stato una fine del gioco attivo, ma un raggiungimento di un traguardo voluto dal compianto nostro pioniere del rugby Otello Gelli. Infatti verrà intitolato a lui prossimamente, è già stata fatta la delibera in comune, quindi diventerà Rugby Stadium Otello Gelli. Benissimo, ricordiamo sono 20 anni che il rugby friulano si è spostato, il rugby di Udine si è spostato dal Moretti qui al Rugby Stadium. Una splendida percussione di Silvestrin che è stato fermato, adesso è Faltiba che cerca di lanciare avanti il pallone, calcio alto appena fuori, a pochi centimetri dall'area di meta del 15 del Polesine. È stato chiamato un marco, un arresto al volo, e dall'estremo Corso che gioca questo calcio di punizione, questo calcio libero concesso dall'arbitro per l'arresto al volo. Si riprende adesso con una rimessa laterale in favore del Forum Iuli. È Turco che lancia il pallone, viene spinto nettamente Novello,
pallone comunque conquistato dal Forum Iuli, pallone adesso a De Spirt che calcia ancora alto appena dietro il raggruppamento, buona la pressione, il pallone viene catturato da Corso, l'estremo Corso, vengono risospinti e c'è adesso un calcio di punizione per un fallo di fuorigioco da parte dei giocatori del Forum Iuli. Si riprenderà quindi con un calcio di punizione appena fuori dalla linea dei 22 metri, calcio di punizione in favore del 15 del Polesine. L'arbitro invita alla calma un giocatore del 15 del Polesine, lo invita a tenere la bocca chiusa, ed è Stocco ancora che calcia in avanti, il pallone conquistato da Benda che calcia in avanti, pallone adesso giocato, ecco il numero 8 che viene placcato da Novello, bellissimo questo placcaggio, è ancora Novello che si è rialzato e ha cercato l'azione, ma attenzione a questa azione pericolosa, netto questo passaggio adesso in avanti, l'arbitro ha fischiato, vedete che c'è il giudice di linea che ha segnalato che il giocatore con il pallone era fuoriuscito, quindi si riprende con una rimessa laterale in favore di Turco, quindi prima del passaggio in avanti c'era stato un'uscita in touche da parte di un giocatore del 15 del Polesine, è il numero 6 Marco Bariona a conquistare il pallone. Nell'intervallo i due allenatori non hanno fatto sostituzioni, sono rimasti gli stessi uomini, ancora Stocco che calcia in avanti, vediamo Bordon avventarsi verso Silvestrin che commette un fallo in avanti, l'arbitro concede giustamente il vantaggio, adesso fischia. Molta aggressività da parte dei giocatori del 15 del Polesine, c'è stato un in avanti da parte di Silvestrin che non è riuscito a controllare il precedente calcio appena under di Stocco, il pallone adesso a Arion Doriano che lancia Brunello resiste a una carica, cerca di mantenersi in piedi, resiste, ma adesso è imbrigliato dai giocatori del Forum Iuli. C'è un giocatore che prende per il collo letteralmente come se si trattasse di una gallina, l'arbitro se ne avvede e concede un calcio di punizione in favore del Forum Iuli. De Spirt sul pallone, punteggio ricordiamolo di 21-18 quando siamo giunti al 7° minuto, il primo tempo si era chiuso sul 21-15. In questi primi minuti del secondo tempo c'è stato un calcio di punizione realizzato da Stocco, solo 3 quindi i punti che separano le due squadre. C'è una sostituzione intanto nelle file del 15 del Polesine, esce il numero 7 Ronconi Michele, giocatore del Badia, ed entra il, non abbiamo visto il numero, appena lo vedremo ve lo comunicheremo. Su ragazzi, dai! Ruba braccio! È una touche, Pellarini a due mani che riesce a conquistare il pallone, Selitto lo Faltibà apre il pallone su De Spirt ancora che calcia in avanti, 3 giocatori del Forum Iuli che cercano di avventarsi sul pallone, sfugge il pallone, vediamo ancora splendida, ottima la pressione, c'è un calcio in avanti e De Spirt che ha preso il pallone, cerca adesso di andare avanti, passa il pallone a Pellarini, Pellarini resiste, cerca di mettere a disposizione il pallone, purtroppo il pallone non è uscito. Abbiamo visto Pellarini andare a terra, purtroppo non riuscire a girarsi per mettere a disposizione il pallone dalla propria parte, e adesso c'è una mischia con l'introduzione del mediano di mischia Franceschetti del 15 del Polesine. Stocco che salta un uomo a Brunello, Brunello che lancia l'estremo Corso che butta via il pallone, non è riuscito ad essere controllato, va a vuoto Benetti,
azione confusa, il pallone esce e si riprenderà con una rimessa laterale in favore del Forum Iuli. Nel frattempo è entrato il numero 16 Favot Luca in sostituzione del tallonatore turco. E il numero 23 Ferro Federico appunto al posto del numero 7 Ronconi Michele nelle file del 15 del Polesine. Una sostituzione per parte, vediamo il pallone adesso nelle mani di Faltibà. Calcio di punizione concesso per un fallo nel raggruppamento spontaneo. Stocco sul pallone, bella l'esecuzione di questo calcio di punizione, trova una touche appena oltre la linea dei 22 metri del Forum Iuli, rimessa laterale che spetterà al 15 del Polesine, che chiamano una rimessa con numero ridotto. Molto bravo Luciano Novello a conquistare il pallone, Faltibà dietro per De Spirt che con precisione ma non con molta potenza spedisce il pallone in rimessa laterale, riportando i suoi una ventina di metri più avanti. È sempre Moscardi sul pallone, pallone conquistato a due mani da un giocatore del bellissimo questo calcio, però l'arbitro fischia. C'è un calcio libero, evidentemente i giocatori del Forum Iuli non hanno rispettato la distanza di 1 metro nel raggruppamento. Appenander proprio nel cuore, sotto i pali, prende, cerca di conquistare il pallone che viene annullato, però il pallone è stato portato dentro dal Forum Iuli e si riprenderà quindi con una mischia in favore del 15 del Polesine. Mi pare che il Forum Iuli stia un po' soffrendo adesso l'aggressività del 15 del Polesine, lo chiediamo a Stefano Gugole. Sì, non ce n'è più per nessuno, ormai il 15 del Polesine ha deciso di affondare, affonda, è concreto, anche questo calcio alto a intimidire la difesa avversaria è una prova, se ne perderà forse un po' di spettacolo, ma il gioco del rugby è fatto da carri armati e i carri armati devono dar gas dentro per arrivare fino in meta, ma molto bene perché ha trasformato il gioco per chiudere il risultato. Bene Stocco, che è il mediano di apertura del 15 del Polesine, che ha riportato sotto il risultato con 2 colpi di piede buoni. Adesso vogliono chiuderla, certamente non ci stanno a perdere. Forum Iuli si difende, sta placcando bene, però la potenza dall'altra parte di più. Cade in questi falli, come adesso in questo momento, sono falli intelligenti. Faltibà è un giocatore intelligente, ha capito che era meglio un fallo che una meta. Credo sia un momento difficile per il Forum Iuli, se ne esce, può farcela perché si è dimostrato abile fino adesso a rubare sempre la palla negli errori avversari. Se sbaglia ancora il 15 del Polesine rischia, altrimenti penso che si porterà a casa la partita. Benissimo, intanto c'è questa combinazione con Stocco che gode di troppa libertà, passeggia nell'area dei 22 indisturbati. Adesso il pallone comunque è ancora nelle mani del 15 del Polesine, salto di un uomo e Brunello che calcia a seguire, delizioso. Vediamo il duello tra Fregonas e Boldrin, nulla di fatto, però Brunello ha trovato una touche a 1 metro dall'area di meta del Forum Iuli. Forum Iuli che chiama una touche a numero ridotto con 2 soli uomini, Novello e Pellarini, le 2 seconde linee. Conveniente per la squadra in difesa chiamare la difesa, e intanto viene fermato Novello che aveva conquistato il pallone a 2 mani. Pallone sulla 0 a De Spirt
con una serpentina riesce a liberarsi della pressione di due avversari e a ricacciare di una ventina di metri indietro il 15 del Polesine, che si è fatto sempre più pericoloso e intraprendente. Vediamo intanto che il segnaline richiama l'arbitro per una sostituzione, è il numero 9 Franceschetti che lascia il campo. Al suo posto c'è il numero 21 Spaccamonte Vincenzo. Franceschetti, giocatore è un'altra sostituzione, intanto è Novello ad uscire, uno dei giocatori più intraprendenti del Forum Iuli. Al suo posto è entrato Mauro Fassetta, col pallone messo a disposizione molto bene da De Bellis. De Spirt che calcia indietro, il pallone viene acquistato da Tovo che rilancia a Stocco, e Stocco che trova un bellissimo calcio di spostamento e riporta l'azione nell'area dei 22 del Forum Iuli. Azione insistita del Rovigo, che sta mantenendo stabilmente il baricentro dell'azione nella metà campo avversario, anzi addirittura nell'area dei 22. Il Forum che si difende, cerca di difendere questo vantaggio risicato di appena 3 punti. Abbiamo visto che il 15 del Polesine nell'azione precedente si è rifiutato. Bellissima intanto questa touche a due mani catturata da, ci sembra, Vigna. Pallone a De Spirt che calcia ancora in touche e riporta di una decina di metri in avanti il Forum Iuli. Dicevo, il 15 del Polesine sente in pugno la gara, sente di potersela fare e addirittura ha rinunciato a piazzare un calcio di punizione proprio sotto i pali per cercare la via della meta, la via dei 5 punti. I 3 punti avrebbero concesso un pareggio. Evidentemente il 15 del Polesine si sente in condizioni di poter fare di più. Sentiamo dalla panchina Quaglio, allenatore del 15, che sospinge i suoi nella spinta. Ecco Stocco, finta di incrocio, lancio adesso di Brunello che calcia ancora in avanti. Vediamo il pallone ancora, ma c'è stato un in avanti di Silvestrin, probabilmente caricato irregolarmente da un avversario che l'ha placcato mentre lui era in volo. Comunque l'arbitro non ha ravvisato gli estremi del calcio di punizione e c'è una mischia a 10 metri dalla linea di meta. Ecco il pallone nei piedi di Barion Doriano, e Spaccamonte che cerca di impossessarsi del pallone, ma la mischia è girata di 90 gradi, quindi si riprenderà con un'altra mischia in favore della squadra che aveva precedentemente il possesso del pallone. Pallone da Barion Doriano, pallone che era già uscito quando Fregonas, attentissimo, se ne era impossessato. E Favot che lancia su Vigna conquista il pallone, Faltibà a De Spirt che calcia a seguire. L'arbitro non ha fischiato perché ha concesso la regola del vantaggio. Si era avveduto del fuorigioco di 2 giocatori del 15 del Polesine, vantaggio non si è concretizzato, ed ecco il perché di questo calcio di punizione in favore del Forum Iuli. De Spirt calcia fuori, guadagna una ventina di metri. Sempre punteggio di 21-18 per il Forum Iuli, che difende il suo vantaggio. Ecco Favot sul pallone, l'arbitro che
fa osservare la distanza regolamentare ai primi due giocatori del raggruppamento. Pellarini che cerca di controllare il pallone, però non riesce. Il pallone a Fregonas che, per evitare guai peggiori, calcia in touche e trova questa touche. La rimessa adesso è affidata a Moscardi. Si formano i due raggruppamenti, l'arbitro che chiede il corridoio, pallone a due mani conquistato molto bene, ma c'è stata una rimessa laterale storta e l'arbitro ordina il cambio. Il Forum Iuli chiede la mischia e vediamo Faltiva sul pallone. Introduzione vinta dal Forum, Faltiva che passa a De Spirt. Ottima la pressione in questo momento del 15 del Polesine, che sta letteralmente con il fiato sul collo al Forum Iuli. Ancora Favot sul pallone, touche conquistata da Vigna, molto bravo. Vigna adesso nei raggruppamenti ha preso il posto di Novello e Faltiva che finta il passaggio, si tiene il pallone, però c'è stato un in avanti di Faltiva. Vediamo adesso Spaccamonte con il pallone, qualche problema nella formazione della mischia. L'arbitro fischia, non entra con la testa il tallonatore del 15 del Polesine Moscardi. Introduzione adesso vinta nei piedi del Stocco che lancia stretto per Bordon che resiste in piedi, cerca di andare in avanti, pallone che esce, l'arbitro che dà un vantaggio. C'è stato un giocatore del Forum Iuli, ci pare il numero 7 Massarutto, che è intervenuto sul pallone in maniera fallosa, e adesso Stocco, dopo l'ennesimo tentativo non riuscito di andare in meta, decide di tentare la via dei pali, punteggio di 21-18, tentativo quindi di riportare la partita in pareggio. Stocco finora ha fallito una sola trasformazione, ha un bilancio di 3 tentativi su 4 riusciti contro i 3 su 5 di De Spirt. Vediamo Stocco che prende la rincorsa, i soliti 3 passi indietro ai 2 laterali, un attimo di concentrazione, un grosso respiro, ed ecco Stocco che parte e fallisce incredibilmente da posizione agevole. Vediamo De Spirt che calcia in avanti, ha un'ingenuità di De Spirt che ha cercato di spostare l'azione nella metà campo, però ha calciato direttamente in touche. Si riprenderà quindi con una mischia in favore del 15 del Polesine, all'altezza proprio della linea dei 22 del Forum Iuli. Questo perché il drop con cui si riprende il gioco dai 22 deve comunque prima toccare il campo. Ecco Brunello che calcia in avanti, ma è molto bravo Benetti a stoppare il pallone sfugge. Adesso grande pressione, grande aggressività, vediamo ancora il 15 del Polesine che conquista il pallone a Stocco, un tentativo di drop di sinistro di Stocco, tentativo purtroppo fallito, ed è Benda adesso che annulla. Stocco ha tentato la via dei pali con un calcio di rimbalzo che avrebbe portato al pareggio la propria squadra, ma ha fallito malamente questo tentativo. È Benetti adesso che calcia in avanti, il pallone controllato da Tovo che apre ancora a Stocco a Brunello che mette in movimento le sue leve. Vediamo ancora Brunello che incrocia adesso, finta l'incrocio, molto bella, ancora Brunello, è stupenda
Stupenda questa azione di Brunello che ha fintato l'incrocio, è sfuggito al placcaggio di alcuni giocatori del Forum Iuli ed è andato a schiacciare in meta, portando il 15 del Polesine in vantaggio per 23-21. Ricordiamo, la meta vale 5 punti, la successiva trasformazione 2, i calci di punizione, i calci di rimbalzo 3 punti nel rugby. Eravamo su 21-18, con questi 5 punti il 15 del Polesine si riporta in vantaggio per 23-21 e concretizza quindi la netta superiorità territoriale di questo secondo tempo e anche di possesso dell'ovale. Il Forum Iuli non è riuscito mai ad avere in mano le redini del gioco in questo secondo tempo. Siamo giunti al 25esimo del primo tempo, 23-21 per il 15 del Polesine, dopo questa stupenda azione di Brunello. E adesso Stocco tenterà di trasformare da posizione non agevole un 15 del Polesine che, ricordiamo, dopo 8 anni di attività è ancora imbattuto. È durato quindi poco più di un'ora il sogno del Forum Iuli di poter spezzare questa imbattibilità, e Stocco trasforma da posizione per nulla agevole. Il punteggio adesso è di 25-21 per il 15 del Polesine. Ci sono intanto 2 sostituzioni nelle file del Forum Iuli. Sono entrati Valentino De Bellis e Zanella ed escono Massarutto e Silvestrin. Numero 15 Silvestrin, è entrato il numero 19 Zanella. Vediamo intanto pallone nelle mani del 15 del Polesine che passa a Stocco. Stocco che calcia ancora in avanti e trova una rimessa laterale all'altezza della metà campo. Giocata rapida la touche da Zanella, Zanella che passa a Benda, Benda che non controlla il pallone, c'è stato un in avanti purtroppo. Fregonas ha commesso un passaggio in avanti nel tentativo di lanciare Zanella, pardon, Benda. L'arbitro che richiama adesso il medico. C'è un giocatore del 15 del Polesine che sanguina, per regolamento deve lasciare il campo. Si può dar luogo a una sostituzione temporanea. È uscito il numero 20 del Martello che era subentrato a Ronconi Michele, e adesso c'è stato un giocatore della panchina che temporaneamente è andato a sostituire. Splendida questa combinazione, Bordon ancora che lancia malissimo, aveva nelle gambe secondo me la possibilità di andare in meta, si è fermato, ha cercato di lanciare l'ala Boldrin. E purtroppo Boldrin ha commesso un in avanti. Si riprende quindi con una mischia, introduzione del Forum Iuli. La mischia è girata di 90 gradi, quindi si ripeterà. Introduzione sempre di Faltibà, mediano del Forum Iuli. L'arbitro che richiama i giocatori della prima linea. Faltibà introduce il pallone adesso è nelle mani di Faltibà, che però viene subito fermato. Ancora la mischia del 15 del Polesine che cerca di andare a segnare una meta,
non è stata accordata la meta in quanto c'erano più giocatori di entrambe le squadre sul pallone, quindi non c'era una situazione di chiarezza, e l'arbitro riprende con una mischia a 5 metri dalla linea di meta del Forum Iuli. Introduzione in favore del 15 del Polesine, Spaccamonte sul pallone, c'è un giocatore della prima linea, precisamente il Pilone dalla parte dell'introduzione, che non era riuscito a entrare. La mischia ci pare girata di 90 gradi, quindi l'arbitro ordinerà la ripetizione della mischia. Introduzione sempre del del 15 del Polesine, mentre siamo giunti alla mezz'ora, gioco spezzettato in questa fase, 25-21 il punteggio per il 15 del Polesine. Pallone che non esce, giocato adesso al largo, e Stocco che tenta, bella questa combinazione, purtroppo il pallone è sfuggito di mano a Spaccamonte, molto bravo a dare un sostegno in profondità ai propri tre quarti, però il pallone gli è sfuggito di mano, quindi mischia, la sesta o settima mischia consecutiva, sempre nell'area dei 22 metri del Forum Iuli. Ancora Spaccamonte che cerca di rubare il pallone, era comunque in fuorigioco. De Spirt che lancia per Faltibà e che lancia Pellarini. C'è stato un contrasto, ancora Fregonas che calcia malissimo il pallone, ancora in avanti, ancora De Spirt che salta un uomo, molto bravo ancora Zanella, un calcio in avanti di Benda, salta ma non riesce a prendere il pallone, e Benetti adesso, Benetti, pericolosa questa azione, Benetti è a un passo proprio dalla area di meta del 15 del Polesine, si salva in extremis l'estremo corso dopo che Benetti aveva intelligentemente sulla pressione calciato a seguire il pallone e stava quasi per riportare in vantaggio il Forum Iuli. È un lancio brutto questo di Favot, ma l'arbitro ha visto un fallo nel raggruppamento e Faltibà sul pallone, viene chiamato uno schema. Quando siamo al 32esimo, quindi mancano 8 minuti, una ghiotta occasione per il Forum Iuli, siamo a 6 metri circa dall'area di meta del 15 del Polesine. Vediamo tutti i giocatori del Forum Iuli compatti, vicini. Viene giocato il pallone, Faltibà, c'è qualche giocatore che l'arbitro fischia un fallo del Forum Iuli, probabilmente un ostruzionismo. Ci sono stati dei giocatori che senza pallone sono andati ad impedire ai giocatori della difesa del 15 del Polesine di intervenire sul pallone, quindi un fallo di ostruzionismo, e sfuma quindi questa occasione per il 15, per il Forum Iuli, di poter segnare una meta. Sul successivo calcio di punizione Stocco quindi riporta in avanti i suoi compagni e si riprende con una rimessa laterale appena fuori dalla linea dei 22 metri del 15 del Polesine. Il Moscardi sul pallone, pallone controllato col braccio esterno da Alessandro Pellarini, pallone a Faltibà che lancia a De Spirt, Benetti che cerca di penetrare in percussione, mette a disposizione il pallone, ancora un in avanti, l'arbitro vede il fallo in avanti di Spaccamonte
ancora una mischia in favore del Forum Iuli, e Faltibà sul pallone, introduzione vinta, vediamo il pallone tra i piedi di Vigna, Faltibà che passa a De Spirt, lancia adesso Benetti che controlla il pallone, cerca ancora di Faltibà, ancora De Spirt che gli scivola il pallone, Favot, grande aggressività da parte dei adesso è Fregonas che cerca di andarsene via, ma viene placcato inesorabilmente dal numero 11 Tovo. Ha cercato di andare via in velocità, ma è stata ottima la difesa di Tovo e purtroppo sfuma anche questa occasione del Forum Iuli. Tallonatore Moscardi che rimette in gioco, pallone a due mani bellissimo conquistato da Brandolese, pallone a Stocco che svirgola il pallone e non riesce a guadagnare metri. Si riprenderà quindi dalla stessa posizione in cui precedentemente aveva rimesso in gioco l'ovale, il 15 del Polesine. Vediamo Favot anticipa il salto molto bene Brandolese, ancora il pallone saldamente nelle mani del 15 del Polesine e Stocco adesso che cerca la liberazione, Zanella molto bravo a conquistare il pallone, calcia in avanti e probabilmente troverà, vediamo se è fortunato, no, non, per un soffio il pallone non esce, è ancora Corso ha trovato questa touche all'altezza della linea dei 10 metri nella metacampo del Forum Iuli. Mancano 4 minuti alla fine della gara e Favot sul pallone cerca di lanciare su Pellarini schiaffeggia il pallone, è ancora il numero 8 Barion Doriano, ancora Spaccamonte, ancora Stocco, molto bravo Bordon, Brunello che per un attimo perde il controllo del pallone, ancora Corso ed è Tovo, bellissima questa azione, anzi scusate Boldrin che andando a segnare al centro dei pali chiude praticamente la partita. Bellissima azione dei tre quarti, con l'inserimento dell'estremo hanno creato l'uomo in più, hanno trovato impreparata la difesa del Forum Iuli, una meta in prima fase. È raro, no, nel rugby moderno subire mete in prima fase, bisogna commettere qualche errore senz'altro in difesa, vero Stefano? Certo, ma qui l'errore sì, c'era parzialmente perché hanno liberato bene al largo la palla, poi quel giochetto così che stava per sfuggire la palla ha un po' scombussolato la difesa, è stato bravo a tirare dentro nel buco la palla e a passare al compagno di squadra Boldrin che ha portato in meta. Hanno chiuso la partita nel momento in cui dovevano chiudere, non hanno risparmiato niente. Quindi del Polesine è una squadra molto concreta, si è visto, ha dei ritmi diversi. Il primo tempo il Forum Iuli aveva gambe e fiato per poter recuperare, correre e rubare i palloni che sbagliavano i veneti. Adesso le gambe mancano un po', certamente le serie di differenza, questi sono giocatori tutti di Serie A, quelli del 15 del Polesine, mentre nel Forum Iuli il ritmo è quello da C1, C2, comunque la partita è senz'altro stata piacevole, ecco. Benissimo, ringraziamo Stefano per il contributo puntuale come sempre. Ricordiamo che quindi quando mancano 2 minuti, 1 minuto e mezzo alla fine della partita, il punteggio è di 32-21 in favore del 15 del Polesine. C'è un calcio di punizione adesso in favore del Forum Iuli nell'area dei 22, Vigna che cerca di andare in avanti, l'arbitro fischia la distanza dei 10 metri, quanto il 15 del Polesine non ha rispettato la distanza.
Ancora Faltibà che lancia a Piazza, gli sfugge il pallone purtroppo a Piazza e l'arbitro che accorda una mischia in favore del 15 del Polesine. Siamo a pochi metri dall'area di meta del 15 del Polesine, introduzione del mediano Spaccamonte, mediano del Rovigo, e calcio di liberazione di Stocco in touche che guadagna solo pochi metri e con qualche secondo di vantaggio sul termine di anticipo, scusate, sulla fine dell'incontro, l'arbitro signor Mauro Dordolo ordina la fine delle ostilità, un incontro che termina con la vittoria del 15 del Polesine per 32-21 sul Forum Iuli, una vittoria meritata ottenuta grazie a un secondo tempo in cui il Forum Iuli non è mai riuscito a venire a capo del gioco, una vittoria meritata, e quindi il 15 del Polesine, e per la terza volta consecutiva è il 15 del Polesine ad assicurarsi il trofeo Babu Cup, messo in palio appunto per ricordare e onorare la memoria di Mauro Novello. A tutti i telespettatori di Telefriuli un cordiale buonasera e un risentirci a presto.